Grazie a Alessandro Morcellin, professore, bentornato. Buonasera. Dell'Accademia della Buona Creanza. Io non sono veneto, per cui mi... E poi l'Accademia della Lingua Veneta, e quindi parleremo della lingua veneta stasera, del valore di quello che lei ha fatto proprio per fare in modo che anche nelle scuole venga imparata. Parliamo della lingua del Veneto. Anche qui siamo di fronte a una realtà importante su cui si lavora molto, magari un po' nelle retrovie, no? Senza far troppo chiasso, ma insomma si sta tentando appunto di ritrovarla, no? Ritrovarla e valorizzarla. Vediamo quest'altro brano prima di parlare con Alessandro Morcellin. Sesto Virgilio ti, de a latina musa onor, vergognandomi che ho resposo, o arca de scienza o testa soprafina, o dei poeti faro luminoso, sì ti illuse e conforto mio per quanto sol tuo libro go imparà così prezioso, che ti te sia me mestro me vanto che le scritture che m'ha fatto onor dalle tue go imparaco studia tanto. Guarda la fiera che me fa terror e la ma obbliga a spaurio a tornar da basso, salvi me da qui a ti gran dottor. Allora, qui appunto non tutti sanno che lei recita, che ho visto anche tenore, quindi sì, siamo sono anche tenore. Sì. Complimenti. Mi tocca a tutte, cosa avete da fare? Se fatica sta che prima tutto è. Senta, lei gira il territorio, veramente incontra tanta gente. Devo dire, in questo caso anche i giornali se ne occupano. Io vedo tanti articoli sugli incontri e sulle proposte che ha fatto anche a livello regionale, no? Sì. Diciamo che non è mai abbastanza, diciamo, l'esposizione mediatica per un tema che tante volte vediamo in altri ambiti viene visto più facilmente. È più facile vedere su, diciamo, giornali e letteratura nazionale italiana, vedere qualcosa sul napoletano, sul siciliano, piuttosto che sul veneto, nonostante il Veneto stia facendo, e questo lo dico non perché sono il direttore dell'Accademia della Lingua Veneta, ma perché mi viene detto dagli operatori nel settore da fuori, il Veneto stia facendo una corsa veramente velocissima, nonostante gli ostacoli siano molto alti. Perché dico questo? Perché in poco tempo siamo riusciti a tenere il primo convegno internazionale sulla lingua veneta. Lei, direttore, lo ricorderà, eravamo qui con il primo linguista dell'UNESCO e approfitto per ringraziarla ancora per quell'evento. Abbiamo prodotto il primo manuale universitario in lingua veneta con l'Università di Francoforte. Io sono appena tornato dal Brasile, dove sapete il veneto è riconosciuto come lingua, il veneto brasiliano, anche a dito italiano, ma vi assicuro che è il 99% veneto, dove, anzi vi faccio vedere una cosa, che è una cosa che nessuno ha mai visto qui, vedremo, ecco. Questi sono i cartelli che hanno esposto, se vede, che hanno esposto all'esterno, all'entrata dell'Università Federale di Santa Maria, in Brasile. Lo dico in portoghese così si capisce meglio. Universidade Federal de Santa Maria, nel Rio Grande do Sul, è scritto nelle lingue degli studenti che ci sono lì, quindi in portoghese, in veneto, in spagnolo, se vicino all'Uruguay e Paraguay dove si parla spagnolo, e in inglese, lingua internazionale. Questo fa una università, dove oltretutto la nostra Accademia della Lingua Veneta è riuscita a fare anche un accordo internazionale di cooperazione, quindi è stata per me, che ho 30 anni, un'emozione decisamente grande e anche una grande responsabilità firmare in cima al palazzo della reittoria dell'università un accordo con il rettore, con il professor non ricordo il nome, poi dopo ve lo dico, con il rettore dell'Università di Santa Maria nel Rio Grande do Sul, un'università che, se non ricordo male, ha tipo 25.000 studenti, 20.000 tra professori dipendenti, quindi dove si vuole fare e si è fatto il primo corso universitario di Veneto. E abbiamo fatto lì insieme con 40 persone, questa è la Grammategheta da Scarsea che abbiamo fatto e discusso insieme, tenuto questo corso di 14 ore, corso intensivo, in Veneto. Quindi io ho parlato il mio Veneto, come facciamo qui noi, ognuno parla la propria varietà di Veneto e si confrontano tra loro e ci si capisce. Quindi come ci si capisce parlando, perché non sei che quando che un trevisan e va a Padova o a Vicenza, perché i vicentini o i padovani io capisse che corre sotto i sottotitoli, no? Se si capissi stesso. Quindi se si capisse parlando, per che motivo non si dovrebbe capirsi scrivendo, no? Ecco, questa è la nostra lingua da secoli, ma perché la lingua
perché in principio era il verbo. Cioè, non è che il parlare, logos, in greco vuol dire pensiero e parola, dialogo è la parola parlata e logos è la base della logica, quindi il modo che ti te parli è il modo che ti te pensi. Esatto. Quindi parlando 2, 3, 4, 5 lingue, parlando più lingue possibili, non solo il Veneto sì, anche l'italiano, ma quello impareremo a scuola, quindi non serve altro, diciamo alle 2600 ore di studio di lingua italiana che fa un studente che compisse tutto il corso di studi, in 2600 ore che fa qualunque studente italiano o comunque di territorio italiano, non vedo perché non ci possano stare almeno quante 30 ore di Veneto, l'1%, non di ore di studio di tutte le materie, solo di lingua italiana sono 2600 ore. Perché non si possono avere, non so, 3 ore all'anno? È pochissimo. Per fortuna a Trissino siamo riusciti a fare da poco, in questo ultimo anno scolastico che si è concluso, il primo percorso di lingua veneta con 111 studenti. Il segnale è molto positivo perché noi con il comune di Trissino, che ringrazio, l'abbiamo proposto per 40 persone, per 40 studenti, per 2 classi. La scuola ha deciso di farlo per 5 classi, per 111 studenti. Notizia nuova, si verrà fatto in un altro comune, lo dico ad Arzignano, dove anche lì abbiamo proposto per 40 studenti e invece aderiranno 190 studenti, sempre delle scuole medie, un percorso serio, strutturato, che ovviamente ha avuto, diciamo, è stato fatto il pelo e contropelo perché siano cose serie, ma lo sono cose studiate a livello universitario, stiamo semplicemente mettendo assieme tutti i pezzi che servono per recuperare quella che è la nostra lingua, che noi sappiamo che è una lingua non solo perché la parliamo, ma perché ci sono parole a livello internazionale che sono di origine veneta. Lei ha fatto il dizionario della lingua veneta? Sì, abbiamo preso questo grandissimo lavoro di Luigi Nardo, che è morto alcuni anni fa, l'abbiamo recuperato e rimesso in sesto, questo è arrivato ieri, quindi è freschissimo, lo troverete alla festa di Veneti in anteprima, ve ne parlerà poi Montagnier di Rese Venete, e questo dizionario italiano-veneto contiene però per questa prima volta appunto una postfazione che ho avuto il piacere di poter scrivere io, scientifica, che spiega perché il veneto è una lingua, per quali motivi, la codificazione dell'UNESCO della lingua veneta, il fatto che esiste una scrittura standard della lingua veneta, e stiamo sviluppando tutti quelli che sono i prodotti necessari all'insegnamento della lingua veneta in qualunque settore. Ovviamente questo è in vendita, tra virgolette vendita, in donazione per l'associazione Accademia della Lingua Veneta, Accademia della Buona Creanza, che si occupa di questo senza finanziamenti pubblici, cioè solo con il sostegno delle persone, perché il Moveo Veneto è questo. Tramite la lingua veneta si propone e si infiltra il modello veneto, che è il modello anche linguisticamente multipolare, federale. Anche la nostra lingua veneta è federale, è intriso nel sistema veneto, nel modello veneto, questo ragionamento, come dire, a rete. Senta, lo apra a caso e ci legga. Oh signor, sapevo che succedeva sta roba. Ci traduca un vocabolo. Vedremo qua. Uno qualsiasi. Vedremo. Rimbecillito, questa è l'indicazione. Allora, Bakuk, perché ci sono tutte le varietà all'interno, anche delle diverse zone, veramente fatto bene, per questo l'abbiamo sposato, diciamo. Allora, Bakuk, Beolco, che sarebbe bifolco, Ciavassao, Imamà, Imbaionà, Imbambio, Imbauchi, Insemenio, Stranio, no? Debo e detesta, senti che finezza, no? Non fia debo e detesta. Ecco, quindi la ricchezza descrittiva del Veneto è quasi... L'italiano è una lingua scultura, l'italiano è una lingua del cesellare, è una lingua di pietra. Il veneto è una lingua dell'acqua, è una lingua della pittura, è una lingua dove si aggiunge, non si toglie. L'italiano toglie, è una lingua sottrattiva, quindi bisogna eliminare le cose in più perché deve essere perfetta e cesellata. Il veneto è una lingua additiva che si fa al momento, una pennellata scorre sopra l'altra, quindi non si può ragionare di lingua veneta con la visione italiana, linguistica italiana. Sono due cose diverse, non si può scrivere nemmeno il veneto con la scrittura dell'italiano, sono due cose diverse. Non si può ragionare politicamente sul Veneto con le categorie italiane. Questo lo dico dal punto di vista storico, perché quando mi dicono, io di questo mi occupo, di ciò che è, ciò che vedo al di là di quello che si dovrebbe dire o non si dovrebbe dire, ma il Veneto geograficamente non fa parte della penisola italiana. La penisola italiana, e se non è penisola, finisce dov'è una penisola geograficamente. Il Veneto non fa nemmeno parte della Padania, che era quell'altra grande alternativa, perché non ci sono fiumi veneti che vanno dentro il Po.
Quindi quando noi ragioniamo in questa diatriba nord-sud, nella quale purtroppo è caduto anche Pino Aprile, non comprendiamo il fenomeno veneto. Quando ci viene chiesto di restituire ciò che avevano rubato i Savoia nel sud e che sono andati al nord, il Veneto non faceva parte dell'Italia in quel momento, quindi chiaramente il Veneto sfugge sempre questa diatriba nord-sud, è un'altra cosa. Allora, Bocelli, come si dice ignorante? Non lo trovavo. Leso qualcosetta e dopo Sì, allora qua che sì. Ma intanto che va bene sia per gli uomini che per le femmine, quindi boh. Comunque, aseno, questa non l'ho mai sentita, vediamo se qualcuno salta sulla carriera, barbacasso, d'indio, gnocco. Barbacasso? Sì, dopo scommissia i modi di dire, neanche buono di fare O col culo di un gotto, questa è bellissima, perché posando il gotto che fa la O e il culo sotto, no? Vuol dire che non si può fare neanche questo, neanche buono di fare A, neanche buono di dire A, e il muso, no, indrio che fa la coda del maschio, ignorante come un tacco, che ne sa quanti, e dopo, questa è strana, andare fuori a parteghe e tornare con fasoi. A proposito del fuori, posso dire una roba, direttore? Analizzando finché si parlava, dal punto di vista linguistico, tante delle parole ciabe che abbiamo detto qua, anche quelle più tristi, diciamo, che purtroppo mi tocca anche personalmente, parole come suicidio, parole come delocalizzazione, emigrazione, perché andare a Vancouver e trovare non solo i trevisani nel mondo che sono nati negli anni 50 e 60, ma quelli che sono nati là 3-4 anni fa, che i episodi di mica manco dei 30 anni e vive là e che ha deciso di stare là. E allora emigrazione, tutte queste decisioni qua, le decisioni di autodeterminazione, cioè a un certo punto il contesto dove che mi vivo, qua faremo psicologia sociale, il contesto dove che mi vivo non mi consente più di esprimere me stesso, quindi mi ciappa una decisione solitamente che non si può più tornare indietro, irreversibile, di solito, ciappo e vago via. La può essere solo di me stesso, la può essere portare via le mie robe, delocalizzare la mia impresa, con grande dolore personale. Per questo dico che se psicologia e sociale, non è questione neanche di economia. Una domanda importante che mi è stata fatta in Brasile, da Veneti, che sono su in Brasile, che non ha mai conosciuto la nostra terra, perché i suoi bisnonni sono andati là. Mi ha domandato, ma se i nostri bisnonni sono venuti qua mangiando puenta e sassi, non aveva niente da mangiare, ma ha costruito cese. Quindi se era buono di costruire delle cese, che sei ancora qua, e se arrivai qua nel 1880, e ha fondato Nuova Bassano, Nuova Venezia, Nuova Vicenza, Nuova Treviso, i nostri veneti non lo sa, qua, tanto per capire quanto siamo poco comprensivi e poco conosciamo la nostra storia. Ma allora dimmi che ho risposto facilmente, i veneti sono sempre stati buoni di costruire cese, architetti famosi, Palladio, queste robe qua, ma dopo quando che so torna a casa, mi sono fatto la seconda domanda, ma se era buono di costruire cese, quindi grandi capacità, perché si nati via dal Veneto? Perché si nati via dal Veneto? Perché piuttosto di avere una casa sua e i suoi vignai, i suoi campi, i suoi mamma, i nonni magari ancora vivi, a tutto che il poco che aveva, e si andati su un posto dove non era niente, perché là era solo foresta e animali salvadeghi. Quindi il poco per avere il niente. E ora o che sei matti, oppure che là era un bene supremo, che è la capacità e la possibilità di fare come che ho in testa me. Il Veneto è come un tosato che ha bisogno della sua sandbox, che ha bisogno della sua zona per esprimere la potenzialità geniale dei 3.000 anni di storia che si ingruma dentro la testa. Se non capiamo questo non capiremo niente a livello politico, storico, culturale, niente. Il Veneto ha bisogno della sua area particolare di espressione. L'Università di Padova, la prima università al mondo che laurea è veneta, che laurea una donna veneta, con un genitore veneto che ha insistito perché la figlia potesse laurearsi nel 1678, è un'università che è nata per secessione dell'Università di Bologna, perché a Bologna non si stava bene, non si poteva fare quello che si aveva in mente di fare. E questo genius veneto della terraferma, la Serenissima ha rispettato e non ha visto che si facesse a Venezia un'altra università. L'unica università della Repubblica era quella di Padova, la prima fatta in territorio veneto, la seconda, se non mi ricordo mai, in territorio italiano, appunto dopo Bologna. I veneti hanno questo bisogno atavico di esprimere se stessi, e se non riesce a farlo in un contesto come quello italiano, dal 1800 ancora adesso, i tosi che ha 30 anni, e quelli che adesso ne varia 200 anni, tutti hanno emigrato perché? Perché non poteva esprimersi.
non perché mancava il pan, qua non manca il pan, ma non essere in grado di esprimere il proprio essere. Questo è il problema che lega suicidi, delocalizzazione, emigrazione, secessione, autodeterminazione. Questa è comprensione della realtà, questa è cultura. Si può parlare miliardi di ore di politica, ma se non si è fatto il passo culturale del ragionamento prima, si continuerà a girare i tre bussoletti. Molto interessante, Mocellin. Allora, l'autogoverno. Allora, Mocellin, prossimi traguardi della buona creanza dell'Accademia? C'è tanto da fare, quindi chi che vuole fare qualcosa del lavoro che ne sa sempre. La cosa bella che voglio dire è che si diceva prima, anche diceva Simonetta, che la cultura deve far guardare al futuro, e anche il maestro confermava. La cosa che più secondo me, diciamo, che più mi dà anche la spinta di continuare questa impresa è che siamo in tanti e tutti giovani. Io ho 30 anni, sono il presidente di questa Accademia della Buona Creanza, anche se sono i senior che mi hanno, diciamo, scelto, quelli più vecchi di me, ma le persone attive anche sul territorio molte volte sono anche più giovani di me, e tra la dozzina, diciamo, di ragazzi che lavorano quasi tutti i giorni per l'Accademia, tutti volontari, l'età media è sui 24-25 anni. Che significa che ci sono anche ragazzi di 18-19 anni. Chi ci chiama per andare nelle scuole sono solitamente gli studenti, specialmente nelle superiori, e vediamo le reazioni di ragazzi, di ragazzini di 12 anni, 11-12 anni alle medie, anzi i ragazzi alle medie, e è una reazione di "ah, adesso ho capito". Perché lo smarrimento che prova un ragazzo quando finisce già le superiori, poi l'università è ancora peggio, è che in questo momento, non stiamo qui a ragionare sul perché, ma qualche idea ce l'avrei, in questo momento la scuola italiana non sta fornendo ai ragazzi gli strumenti di comprensione del mondo. Meno ore di Ungaretti, meno ore di Pascoli, più strumenti di comprensione. Questa è la mia opinione. Meno ore di letteratura anche inglese, più strumenti di comprensione della realtà che abbiamo intorno. Non serve molto tempo, pratica delle cose. Magari piuttosto di, tante volte, piuttosto di elucubrare per tante ore su alcune poesie, no? Perché non entrare magari nella pratica? Perché non tentare una visione diversa? Perché non sfruttare poi i mezzi? Diciamo, c'è stata recentemente una polemica riguardante i fondi alla Croazia, eccetera, a cui ho partecipato mio malgrado, diciamo, e si diceva forse sarebbe meglio spostare questi finanziamenti per dare tecnologia alle scuole, per comprare dei tablet alle aule. Ma i ragazzi hanno un tablet in tasca, la domanda è: lo sanno utilizzare? E poi la domanda è: gli insegnanti sono abbastanza professionalizzati per sapere utilizzare un tablet funzionalmente a scuola? Quando il tablet ce l'hanno tutti quanti in tasca, chiaramente, poi magari non si può tirare fuori, ma bisogna ristrutturare il pensiero su che cos'è la scuola, perché è una cosa fondamentale. Ogni settore, ogni 5 anni è praticamente da rifare. Anche la visione storica sulla quella che è la Repubblica Veneta, che è finita da 200 anni, in realtà ogni 5-10 anni escono studi di storiografia inglese, americana. I francesi ormai non scrivono quasi più delle cose venete perché non avevano capito prima, non capiscono neanche ora, però c'è un continuo sviluppo. Quindi le scuole, quando un bambino entra a scuola a 6 anni, oggi i bambini che hanno 6 anni finiranno di lavorare nel 2065, cos'è, 2000 e rotti, quindi la scuola dovrebbe dare degli strumenti per arrivare fino a lì, che non sono solamente nozioni. Oggi la scuola italiana dà nozioni. Servirebbero delle competenze, capacità di trovare nozioni e di filtrarle. Io ai ragazzi dico sempre questa cosa e poi finisco. Una volta l'intelligenza era chi aveva la nozione in più. Quindi il più vecchio la sapeva sempre più lunga, perché aveva avuto più tempo di leggere, capire, avere esperienze. Oggi, perché a quel tempo, fino a 20 anni fa, il problema era la scarsità di informazioni. C'erano le enciclopedie, ma erano in biblioteca. Oggi il problema non è più la scarsità di informazioni, oggi il problema è l'effluvio, l'eccesso di informazioni. Quindi l'intelligenza e quello che la scuola dovrebbe insegnare, prima cosa, anche unica dal mio punto di vista, è saper filtrare, quindi intelligere, capire cosa è scritto in mezzo alle righe, e così non ci faremo più fregare da magari un titolino particolare o comprare un libro dove dentro non c'è scritto niente, o in realtà non comprendere cosa c'è attorno a noi. Quindi la cultura è, dal mio punto di vista, una serie di anticorpi contro
cose negative. negative, sì dai, cose.